Se qualcuno ci spiega per quale motivo noi non ci meritiamo la candidatura, noi diciamo signor sì, ma ce lo devono spiegare bene. Così non più tardi di un paio di mesi fa il presidente del Veneto Luca Zaia sulla candidatura di Cortina a ospitare le Olimpiadi del 2026. Candidatura su cui si fa esplicito lo scontro tra le due forze di governo, Lega e Movimento 5 Stelle, con il ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli, apertamente schierato a favore dell'altra location italiana, Torino, a guida grillina, e Milano. Non c'è soluzione migliore, ha detto Toninelli, per efficienza, sostenibilità ambientale e risparmio. Parla di kermesse sfavillante all'insegna della riqualificazione e pone uno stop che non ammette repliche alle costruzioni di nuove cattedrali nel deserto, dando per scontato che Cortina e il comprensorio delle Dolomiti non ne sia fornito. Di tutt'altro avviso Zaia. Noi sappiamo che candidiamo un comprensorio sciistico più grande al mondo, oltre 1400 km di piste, per cui se c'è un tema nelle Olimpiadi invernali è quello della neve e del ghiaccio. Abbiamo i trampolini, abbiamo i palazzetti del ghiaccio, abbiamo un sacco di attività perché viviamo di neve, no? Viviamo di sport invernali. Dando per scontato che Cortina e il comprensorio delle Dolomiti non sia fornito delle adeguate strutture. Di tutt'altro avviso Zaia. Zaia irritato dalle fughe in avanti che anticipano la scelta fissata per il 10 luglio della città italiana candidata, come confermato dal sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti. Il masterplan andrà presentato al CONI entro martedì. Il Veneto si aspetta un atteggiamento di seria valutazione da parte del governo, ma le pressioni sulla decisione finale sono evidenti. Non resta che aspettare, così come in questi giorni il Veneto stesso sta facendo anche per l'inserimento delle colline del Prosecco tra i siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Due fronti aperti per la promozione di un territorio che si aspetta forti riconoscimenti alla sua storia e a quello che ha saputo costruire.